Buon pomeriggio, bentrovati ad Anteprima Corner. Come sempre facciamo il bilancio del fine settimana calcistico per le principali formazioni siciliane. Partiamo come sempre con la Lega Pro, cominciamo con i risultati e la classifica dopo le gare che si sono giocate tra sabato e domenica, turno che si chiuderà poi nella giornata di oggi. Vediamo intanto, come dicevo prima, i risultati e la classifica, mettendo in evidenza evidentemente quelle che sono state poi le prestazioni delle formazioni siciliane. Eccole qui. Allora, il Cerignola Altamura è finita 1-1, il Potenza ha battuto il Latina 5-1, il Messina nell'anticipo ha perso 3-0 con il Foggia in casa, Cavese 0, Juventus Next Gen 1, Crotone superato in casa dalla Casertana per 3-2, il Picerno ha battuto la Turris 2-0, l'Avellino ha avuto la meglio sul Sorrento per 1-0, il Catania ha vinto invece 5-1 sul campo del Taranto, Trapani battuto in casa al Provinciale dal Benevento 2-1 e si completa nella giornata di oggi il turno che è il numero 18 del girone di andata, il Giuliano e il Monopoli si sfidano per l'appunto in serata. Questa è la classifica che si è andata a formare dopo queste gare in attesa dell'ultimo match di oggi tra Giuliano e Monopoli. Il Benevento in testa con 37 punti, Cerignola 31, Avellino e Monopoli, così come il Potenza a 29. Il Catania si trova assieme al Picerno a 28 punti, poi il Sorrento 27, Crotone 26, Trapani che scivola al 10° posto con 24 punti, stessi punti del Giuliano, poi Altamura 23, Cavese e Foggia 21, Casertana 20, Latina 17, Messina 16, Juventus Next Gen 14, Turris 11 chiudono quello che è il quadro dei play-out per il momento. Il Taranto ultimo in classifica con 3 punti e cominciamo, come detto, con la Lega Pro. Cominciamo dal Catania, un Catania che ha riscattato il mezzo passo falso in casa con la Cavese, andando a vincere sul campo del Taranto una vittoria larga 5-1 per i rossoazzurri, con il ritorno al gol fra gli altri anche dell'attaccante Montalto, ma ieri la formazione di Toscano comunque ha avuto la meglio del Taranto, un Taranto che vive una profonda crisi societaria. Ma per parlare di Catania, come sempre, a questo punto mi collego con Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Allora, dicevamo che il Catania in qualche modo ha riscattato il più che mezzo passo falso, diciamo, interno con la Cavese, perché 2 punti, gettati al vento dalla squadra di Toscano, che non ha mai sofferto nella partita precedente la Cavese, però alla fine si è ritrovato soltanto con un punto in più in classifica. È una squadra, secondo te, che ha capito la lezione, quella vista a Taranto, oppure l'avversario, il Taranto, non può essere un test probante alla luce proprio delle difficoltà che sta attraversando in questa fase della stagione? Angelo, io penso che il dato più importante della gara dello Iacovone sia rappresentato dall'equilibrio a centrocampo che il Catania ha restituito ai suoi effettivi grazie all'impiego di 2 specialisti del ruolo come Sturaro e De Rose, e questo ci deve far anche esprimere dei giudizi oggettivi sull'importanza di questi 2 giocatori e sull'handicap che il Catania ha dovuto affrontare senza questi 2 giocatori più di tacchio per tante e tante partite. Ora, indipendentemente dai problemi del Taranto, dal valore assoluto del Taranto, che comunque ricordiamoci in questo campionato aveva battuto il Cerignola e il Picerno allo Iacovone, aveva vinto ad Avellino, aveva anche impegnato, devo dire, abbastanza severamente il Benevento prima di cadere allo Iacovone appunto contro la capolista per 2-0, ma soltanto nella seconda parte della ripresa. Il Catania visto ieri è un Catania che penso abbia avuto effetti benefici dalla strigliata post partita di Faggiano a seguito del pareggio interno con la Cavese, perché ieri tutti quelli che sono entrati in campo dall'inizio o a gare in corso hanno dato una dimostrazione di determinazione, di cattiveria agonistica
e di voglia di lottare su ogni pallone che certamente contro la Cavezza abbiamo visto solo per una frazione di gioco. Le altre note, secondo me, rilevanti sono rappresentate dal momento straordinario di forma di Matteo Stoppa, che ad ogni partita trova 2 o 3 giocate che segnano poi la differenza con l'avversario di turno, e sicuramente il gol di Carmelo Forti, non peraltro perché è il primo gol tra i professionisti di un giocatore del vivaio del Catania nell'era Pelligra. Quindi in qualche modo è una data, definiamola storica, perché è come un seme piantato insomma, in un ideale terreno di una pianta che è destinata a crescere e a portare sicuramente dei frutti importanti per il lavoro in profondità che sta cercando di fare il Catania, ma nello specifico il lavoro che sta cercando di fare e portare avanti anche con merito Marco Biaggianti nella squadra primavera. Quindi punti di rilievo ce n'è tanti. Ora, se magari tu hai pronta l'intervista post partita, altre considerazioni più a carattere generale sulla classifica, magari le possiamo fare appunto dopo l'intervista. Allora, sentiamo intanto Ierardi, che ieri ha aperto le marcature e in qualche modo ha di fatto spianato la strada al Catania. Il suo ritorno nel reparto difensivo è comunque un fatto importante per la linea diciamo in retroguardia di Toscano, che ieri però mancava di Castellini, che ha accusato nella settimana che ha preceduto il match qualche problema. Sentiamo Ierardi. Sono contento che finalmente è arrivato il gol e ho dato una mano alla squadra, che sono stato fuori qualche partita per infortunio, quindi sono contento di essere rientrato in questa maniera. Sono contentissimo per Forti perché si allena sempre a 3000, ci dà una mano, sono importanti tutti della squadra e ha avuto questa occasione, l'ha sfruttata al massimo. Quindi sono contentissimo per lui, e per Adriano invece anche per lui sono contentissimo perché è mancato in qualche occasione ed è stato un sollievo che oggi ha fatto gol, così si è sbloccato, ha preso un po' di serenità e sono sicuro che ci darà una grossa mano perché è un giocatore importante. In casa magari non stiamo regalando quell'emozione ai tifosi, oggi purtroppo non c'erano perché non potevano venire, ma la vittoria va a loro perché ci danno uno stimolo in più, ogni partita in casa sono veramente tanti, non sembra di stare in Lega Pro e quindi bisogna dire solo grazie. Il pensiero di Ierardi va anche ai tifosi che immagino domenica prossima al Massimino riabbracceranno la squadra, nella speranza che diciamo, queste ultime 2 gare dell'anno solare 2024 possa poi regalare quello che fino a questo momento il Massimino non ha dato in effetti al Catania, perché il Catania segna di più in trasferta, fa risultati diciamo in trasferta importanti, non aveva mai segnato 5 gol il Catania in questa stagione. È un momento cruciale per poi innescare quello che sarà la seconda parte del campionato, Alessandro. Sì, a parte il fatto dico, che i tifosi rivedranno la squadra sabato, non domenica, perché col Potenza si gioca appunto sabato alle 17:30. Hai detto delle cose assolutamente sacrosante, perché se poi andiamo a scrutare la classifica e cercare di capire perché il Benevento a questo punto del campionato ha 9 punti in più rispetto al Catania, 8 senza considerare la penalizzazione del Catania, cioè sul campo il Catania ha fatto 8 punti in meno del Benevento, la risposta è proprio nel rendimento casalingo. Il Benevento finora ha conquistato davanti al pubblico amico ben 23 punti, frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, contro i 16 del Catania al Massimino, 4 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta. È chiaro che il divario è tutto qui, e qui secondo me bisogna mettere in piedi anche dei ragionamenti sul motivo per cui questa squadra invece fuori casa riesce a esprimere un bel calcio, a mettere insieme un numero di realizzazioni assolutamente rilevante, cosa che non riesce a fare invece al Massimino. È un fattore legato... Alessandro, proprio su questo dato ti interrompo perché il Catania è la squadra che ha segnato più gol in trasferta del girone, quindi voglio dire un motivo ci sarà. Tu dicevi prima bisognerà capire il perché.
ieri il Taranto non ha fatto una partita diciamo d'attacco, ma non si è neanche chiuso, quindi la spiegazione che le squadre che vengono al Massimino stanno chiuse, sono attente, cercano la ripartenza soltanto, può servire fino a un certo punto. Regge fino a un certo punto. Allora, le considerazioni che possiamo fare sono due. La prima è proprio la possibilità da adesso in avanti di poter avere a centrocampo dei giocatori assolutamente confacenti a quello che è il credo tattico di Toscano, che prevede una riconquista palla molto più veloce rispetto a quello che senza Sturaro, De Rossi e Di Tacco il Catania riusciva a fare o è riuscito a fare nelle partite al Massimino. Perché tu mi insegni, Angelo, che più veloce è il recupero palla, più è facile trovare un avversario scoperto e quindi riuscire a trovare i varchi per battere il portiere avversario quando giochi in casa. Più è lento il recupero della palla, invece più è facile per le avversarie che vengono al Massimino chiudersi e togliere le linee di passaggio, gli spazi di inserimento per i giocatori offensivi del Catania. Quindi il primo tema credo che sia rappresentato da questo, cioè se il rientro di De Rossi e Sturaro è quello, diciamo, per i primi di gennaio di Tacchio, può restituire al Catania delle soluzioni diverse, delle soluzioni più efficaci nella ricerca dei gol al Massimino, perché finora 7 gol in 9 partite al Massimino sono un bottino assolutamente negativo. L'altro tema è invece un tema di carattere strettamente mentale, cioè la pressione che ipoteticamente può dare ai giocatori la presenza allo stadio di 18-20 mila spettatori a partita, se o meno un fattore che può in qualche modo appesantire la testa dei giocatori in occasione delle partite casalinghe. E allora, no, se questo, permettimi, speriamo di no, speriamo che non sia questo, perché ovviamente è una provocazione, perché se così fosse è chiaro che i giocatori che vestono la maglia del Catania quest'anno non possono giocare nel Catania, perché se hanno firmato per il Catania sono consapevoli che vanno a giocare in uno stadio di Serie A, anche se ovviamente la squadra milita in Serie C. Quindi io spero che il tema sia più legato all'aspetto tattico, anche alla crescita nel rendimento e alla condizione fisica di alcuni effettivi e anche della ritrovata disponibilità di Gabriel Lunetta, che a mio avviso per caratteristiche un giocatore fondamentale nelle partite interne del Catania, ovviamente in assoluto, ma in specificità per le partite interne, perché è uno dei pochi giocatori del Catania che ricoprono la fascia che ha la capacità di saltare l'uomo con una certa facilità. E quindi le casalinghe sono determinanti, più ne vinci e più possibilità hai ovviamente di creare i presupposti per andare a rete. L'ultima considerazione, Angelo, che volevo fare a proposito del dato dei 20 gol in trasferta del Catania finora realizzati, la cosa in qualche modo eclatante è che il Catania nella scorsa stagione in tutto il campionato aveva messo a segno in trasferta 18 reti, quindi il Catania ha già superato il numero di reti complessive in trasferta in neanche un girone. prima di chiudere però dobbiamo vedere il top del match, Alessandro, poi magari stasera vedremo chiaramente le pagelle per esteso durante corner, avremo la possibilità anche di analizzare il migliore. Intanto il top di ieri è Mario Enardi, che dicevo prima ha avuto il merito di sbloccare la partita con un colpo di testa su palla inattiva. Ecco, anche questa è una novità per il Catania. Sì, assolutamente, e tra l'altro al di là del gol Gherardi ha dato consistenza al reparto difensivo, ma anche soluzioni buone in uscita. Abbiamo visto proporsi palla al piede, accorciare la metà campo avversaria per spingere meglio l'azione appunto quando il Catania usciva palla al piede dalla propria area. È un giocatore che per caratteristiche è potente, alto, quindi la soluzione sulle palle inattive può diventare una consuetudine in questo campionato, e lo segnala anche il dato sulla destra
che testimonia come abbia un record di 4 reti in una stagione vestendo la maglia del Vicenza nel 2022-2023. Quindi l'auspicio è che Gherardi col gol di Taranto abbia aperto una sequenza in grado di portare un'innovazione a questo record personale che appunto segna 4 reti in un campionato. Grazie Alessandro, allora di Catania continueremo a parlare nel corso di Corner, la versione estesa in serata dalle 20:45 su Telecolor. Grazie a più tardi allora ad Alessandro Vagliasindi. Noi ci fermiamo, fra poco parleremo di Palermo, un Palermo che è tornato di nuovo a cadere in alcuni e soprattutto vecchi vizi, sottolineati e evidenziati anche dall'allenatore Dionisi. La sconfitta con la Carrarese pesa tantissimo. Tutto questo fra pochissimo, andremo a collegarci con Palermo con Marco Gullà. Di nuovo insieme per Anteprima Corner, come annunciato. Adesso andiamo a Palermo dove c'è Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Allora, Palermo, dicevo prima nell'annunciare che saremmo collegati con te, il Palermo è ricaduto di nuovo in quelli che sono vecchi e antichi vizi. Sì, diciamo un po' è il classico, io lo definisco quasi il gioco dell'oca, perché il Palermo fa dei passi avanti, li aveva fatti anche in occasione della gara contro lo Spezia, che era imbattuto e che ieri tra l'altro ha dimostrato di essere una squadra assolutamente da vetta, lo Spezia battendo per 5-0 il Cittadella. Ci aspettavamo un po' tutti una grande prestazione, il fatto che il Palermo non avesse ancora inanellato 2 successi consecutivi era sicuramente una degna e buona occasione a Carrara contro una neopromossa per proseguire questa scia. Così non è stato. Il Palermo ha giocato un primo tempo in cui si è dimostrato abbastanza sterile, soprattutto in avanti, poi invece nella ripresa ha totalmente prestato il fianco agli avversari che hanno legittimato, ma soprattutto hanno trovato il vantaggio con un errore di Gomez, con Spendi, e poi l'hanno legittimato il vantaggio con altre 2 occasioni abbastanza nitide, quindi sconfitta assolutamente meritata per questo Palermo, che continua ad essere anonimo, una squadra anonima, perché se pensiamo che la squadra di Dionisi era stata etichettata alla vigilia del campionato come possibile vincitrice del torneo, o quantomeno come possibile seconda, quindi per quanto concerne un po' il range della promozione diretta, al momento insomma le attese sono disattese, sto usando addirittura un eufemismo, quindi Marco, è un Palermo assolutamente. Vediamo la classifica, visto che ci siamo, sì. Così facciamo una fotografia di quello che evidentemente stiamo dicendo e che stai anche dicendo tu, cioè il Palermo in questo momento è all'8° posto, è quasi ai margini, diciamo così, relegato lì in fondo alla griglia dei playoff, ma è distantissimo, distanza siderale dal Sassuolo prima in classifica e anche dallo stesso Pisa, ma anche dallo Spezia che ha 33, quindi voglio dire c'è una differenza di 12 punti. Ormai io non credo proprio che il Palermo possa raggiungere ormai il treno delle big. Sassuolo, Pisa e Spezia stanno volando, attenzione anche perché se comunque dovessero mantenere questo trend continuerà ad esserci questo distacco tra la terza e la quarta, potrebbero anche non giocarsi i playoff, quindi è un'ipotesi abbastanza prematura, siamo soltanto alla 16ª giornata. Però insomma, le 3 lì davanti stanno facendo sicuramente un grande cammino. Il Sassuolo è una squadra ormai fuori categoria, vince contro tutti e vince con scioltezza. Non mi aspettavo Pisa e Spezia, perché comunque alla vigilia del campionato erano state un po' inserite nella parte medio-bassa addirittura della classifica, e invece si stanno rivelando delle outsider con gli attributi, Angelo, perché non è assolutamente facile mantenere questo trend. Un altro dato scoraggiante per il Palermo è quello della mancanza di gol. Il Palermo in 7 partite su 16 non ha mai segnato, e questo è un altro dato sicuramente scoraggiante e negativo. E poi il fatto che comunque gli attaccanti continuano a non segnare. Henry ha avuto un'occasione a fine primo tempo contro la Carrarese, ha sparato insomma quasi in curva. Brunori non è più il Brunori dell'anno scorso, Leduaron è un giocatore che ancora non si riesce a capire veramente che ruolo abbia, quindi Palermo deve assolutamente, urgentemente iniziare a pensare a delle strategie di mercato a gennaio, proprio per irrobustire intanto il reparto offensivo.
girava voce che la squadra, che la società avesse insomma come obiettivo Radu dell'Inter, il portiere, ma non credo proprio che in questo momento il problema del Palermo sia il portiere o il secondo portiere, anche perché comunque Desflanche ha dato una certa sicurezza. Servono gli attaccanti, servono i gol, il Palermo non li fa e questo sicuramente è un problema abbastanza serio. Marco, prima di lasciarti vorrei sentire insieme a te l'intervista a Dionisi, che in qualche modo recita mea culpa suo e anche della squadra, e poi il prossimo impegno velocemente. Sentiamo Dionisi. Il risultato è un demerito nostro perché non puoi fare una partita così sapendo che comunque l'altra squadra sai che ti aspetterà, sai che ti potrà concedere e tu aspetti che l'episodio cada dal cielo. Non è così, dobbiamo andarcela a prendere e oggi quindi un bagno di umiltà per tutti. La prossima sì, è in casa, la prossima è con un avversario che sicuramente sta esprimendo delle qualità di gioco, però ora sinceramente pensare alla prossima ci vuole un attimino, perché questa brucia perché non siamo stati bravi per niente e dobbiamo un pochino metterci a posto, fare un bel bagno di umiltà e poi prepararci per la prossima. Abbiamo sentito, Dionisi, un bel bagno di umiltà. Serve solo quello? Questa volta è stato abbastanza categorico, ha dato un segnale alla squadra, la squadra scende in campo con lo smoking mentre gli avversari hanno le tute da operaio e in Serie B si fa la differenza andando e lottando su ogni pallone. Prossima partita, lo ha detto Dionisi, siamo a lunedì, comunque i rosanero giocheranno domenica contro il Catanzaro. Anche questa è una partita abbastanza delicata perché il Catanzaro ieri ha battuto il Brescia, è una squadra solida, rocciosa e ha un giocatore lì davanti che è come se che servirebbe molto al Palermo, parlo di Iemmello, che è sicuramente un attaccante stagionato, un attaccante che fa gol, un attaccante che potrebbe sicuramente prendere le redini del reparto offensivo dei rosanero. Marco, ti lascio, so che non stai benissimo, grazie per essere stato con noi oggi. Grazie a voi. Grazie ancora e ci risentiamo chiaramente durante la settimana nei servizi che chiaramente andrà in onda nei telegiornali sull'avvicinamento di questo del prossimo match del Palermo, quello con il Catanzaro. Ci fermiamo ancora, dopo torneremo in Lega Pro per parlare di Messina e anche di Trapani. Siamo dentro all'ultimo segmento di Anteprima Corner e allora partiamo da Messina, andiamo da Francesco Triolo questa settimana. Francesco, buon pomeriggio. Un Messina, buon pomeriggio. Grazie a te, un Messina che ricade in maniera quasi inaspettata dopo la bella prestazione fatta la settimana precedente. Angelo, prima Marco parlava di anonimato per quanto riguarda il Palermo. Il Messina non si capisce invece di che pasta è fatto, se è una squadra in grado di vincere dappertutto oppure se è una squadra che subisce sempre, perché alla fine è una squadra che contro il Benevento, contro l'Avellino, no, ha preso un'imbarcata, ma contro formazioni anche di alta classifica, anche il Trapani, vediamo le immagini, ha fatto delle belle partite, ma poi si scioglie alla prima difficoltà. Così è accaduto contro il Foggia, con i primi 20 minuti arrembanti, con buon ritmo, con un Petrungaro che più volte ha messo in difficoltà la difesa del tecnico di Zauri, e poi al primo errore, alla prima neanche disattenzione, perché primo calo di concentrazione, perché il gol nasce da questo sostanzialmente. Ecco che è arrivato il vantaggio del Foggia e la squadra giallorossa si è sciolta. È arrivato un altro errore per gli altri gol e quindi si è ritrovata sotto di 2 reti senza avere la capacità minima di poter recuperare. Poi è normale, basta guardare le panchine delle due squadre, quando Zauri ti fa entrare, ecco qua, questo se non vado errato è il gol, va solo il giocatore del Foggia, nessuno lo contrasta una volta che ha recuperato la palla a centrocampo. Poi lasciamo perdere l'errore del portiere Krapikats, che si vede rimbalzare la palla e calcola male la traiettoria, però nasce anche da centrocampo e difesa questa rete, ed è una sconfitta pesante, Angelo, perché nel momento in cui tu stavi cercando di rialzare la testa, vinci a Torre del Greco contro una diretta concorrente, ora vai a giocare
a Biella contro la Juventus Next Gen, perdere una partita del genere è pesante dal punto di vista anche del morale, in una condizione, in una situazione di estrema confusione societaria. Non lo dimentichiamo, perché la settimana scorsa non si è... Francesco, proprio a proposito di questo ti volevo dire come stanno le cose. Abbiamo un minuto prima di salutarci. Come stanno le cose? Non si è concretizzata la cessione, si è tutti in attesa. Il Messier, la famiglia Sciotto è in attesa degli adempimenti del gruppo acquirente. Il gruppo acquirente pare sia in attesa di una documentazione che ancora non è arrivata. Fatto sta perché però il Messier in questo momento è senza direttore generale, senza direttore sportivo, con un allenatore come Modica che sembra non stia aspettando altro che essere licenziato per poter andare a sedere su un'altra panchina. In una situazione del genere i giocatori sono spaesati, c'è da mettere mani al mercato di gennaio. E ti dico un'altra cosa, Angelo, se dovesse saltare la Turris, metti caso, perché questa è la settimana dei pagamenti, se dovesse saltare la Turris, il Messina perderebbe anche i 3 punti della Turris, quindi la situazione della classifica si aggraverebbe ancora di più. Non consideriamo un posto se lo prende la Turris, il Taranto è in difficoltà, ma poi c'è sempre il discorso del distacco di punti dalle altre formazioni che potrebbero anche schiacciare il Messina senza i play-out. Cioè, c'è uno scenario che in questo momento è nerissimo a mio avviso. Capito tutto, abbiamo il quadro diciamo a tinte veramente fosche per quanto riguarda il Messina. Grazie a Francesco Triolo per questo suo contributo da Messina. Adesso andiamo a Trapani, dove la situazione, diciamo che da un punto di vista societario non ha alcun problema. Viaggia spedito il presidente Antonini. E buon pomeriggio a Franco Cammarasana. Vorrei cominciare il nostro collegamento di oggi proprio con le parole di Antonini, poi da lì andremo a fare tutte le considerazioni che vogliamo. Sentiamo Antonini. L'ennesima volta siamo vittime di un arbitraggio scandaloso. Il presidente Marani è un bravissimo presidente, però si deve rendere conto che per fare i campionati come vuole farli lui, importanti eccetera, bisogna anche mettere in condizione le squadre che giocano di vedere il risultato delle partite in linea con quello che succede in campo e non inventato da arbitri di pessimo livello, se non direi scandaloso, come abbiamo visto stasera. Veramente un arbitro impresentabile. Io non so come possa in Serie C arbitrare un signore del genere, che ha sbagliato credo l'80-90% delle cose che ha fischiato e tutte a favore della squadra ospite, che si è ritrovata a chiudere la partita senza neanche un ammonito, nonostante una quantità industriale di falli fatti soprattutto nel primo tempo. È difficile prendermela oggi con la squadra dopo una partita in cui fino al rigore clamorosamente inventato dall'arbitro la squadra aveva dominato la prima in classifica giocando nettamente meglio. Allora, parole piuttosto dure. Il presidente del Trapani non è nuovo chiaramente a uscite di questo genere, di recente è stato anche inibito, probabilmente adesso scatterà un altro provvedimento dopo queste sue esternazioni. Franco, abbiamo 2 minuti prima di chiudere l'appuntamento di oggi. In sintesi, che cosa succede a Trapani? Per il momento mi pare che Aronica sta tranquillo dov'è, non si muove. Infatti. Il presidente, assolutamente sì. Ecco, il presidente però invece... il presidente lì magari forse ha esagerato un pochino, ma è nel suo stile, nel suo carattere chiaramente. Io sinceramente, se fossi stato un suo collaboratore così a sangue caldo, come si suol dire, insomma, non l'avrei fatto entrare, insomma, magari avrei fatto un pochino sciogliere il suo nervosismo, la sua ira. È successo quello che succede quando tu affidi a una sola partita un determinato obiettivo. Il Trapani aveva perso una settimana prima contro l'Altamura in quel di Bari e quindi affidava tutte le residue speranze di tornare verso la parte alta della classifica e poi giocarsi tutto nelle gironi di ritorno a questa partita contro la capolista. È stato una capolista che ha confermato il suo valore, ma sicuramente il Trapani avrebbe meritato molto di più della sconfitta. Il pareggio probabilmente gli sarebbe stato anche stretto,
perché al di là dei primi 20 minuti in cui il Benevento ha giochicchiato a centrocampo rendendosi in due circostanze pericolose, ne vediamo una, poi è stato un pochino sempre il Trapani, ha avuto le occasioni migliori, è stato bravo il portiere Nunziata su una conclusione di Carriero, è passato in vantaggio sugli sviluppi di un calcio piazzato di Benedetti con il solito Lescano. Sì, il Trapani è una certezza lì davanti, che Lescano non ci sono dubbi assolutamente, segna sempre in qualsiasi condizione con qualsiasi avversario, quasi sempre, quasi sempre. A questo punto tu mi devi dire soltanto un sì o no. Ci sarà una rivoluzione a gennaio secondo te? Secondo me sì, perché già il presidente in tempi non sospetti, chiamiamoli così, ha già detto che cambierà 3-4 giocatori probabilmente che hanno reso meno di quanto paventasse, di quanto aveva previsto ad inizio di stagione. Vedremo sicuramente chi sarà candidato a lasciare il Trapani, perché l'intenzione del presidente, anche se il presidente ha detto vabbè, noi adesso puntiamo al secondo posto, ma per puntare al secondo posto con una squadra che attualmente è addirittura fuori dalla griglia dei playoff, ci vuole un rendimento molto più costante di quanto il Trapani non lo abbia avuto adesso. Grazie allora a Franco Camarasana per il suo intervento da Trapani. Ci racconterai cosa succede a Trapani nel corso della settimana nei telegiornali. Noi ci fermiamo qui con Anteprima Corner, l'appuntamento come sempre con Corner 20:45 su Telecolor. A tutti un buon proseguimento.